Teneteceli a 1 chilometro dall'insediamento umano, teneteceli a 1 chilometro. Ma io non posso sparare ai lupi, Teneteceli, non sono non io serve che- sparare, è cosa che volevo teneteceli a fare. 1 chilometro, perché come quando vedere. viene dentro Poi i lupi guidaglio a io mangiare devo sulle nostre mandrie, noi veniamo tutti a casa, andiamo tutti a casa. La questione lupi infiamma allevatori e malghesi che chiedono alla regione un intervento per tenere lontani i predatori dal bestiame. A Malga a Campocroce sul Grappa gli animi si scaldano, ma anche a Roma la temperatura sale quando il ministro pentastellato Sergio Costa stoppa l'iniziativa veneta di autorizzare i carabinieri forestali a sparare proiettili di gomma contro i lupi per allontanarli da alpeggi e centri abitati. L'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan precisa di aver inviato la richiesta al Ministero lo scorso 18 luglio, parla di fraintendimento e si dice disponibile al confronto per affrontare in modo responsabile la questione della convivenza tra lupi ed attività umane. Ribadisce la posizione del Veneto il presidente Zaia. La competenza è squisitamente del Ministero dell'Ambiente, ma non è che faccio scaricabarile, lo si sa. E penso che bisogna rendersi conto che la predazione significa vedere animali squartati vivi, spesso restano in vita agonizzanti con le viscere fuori dal ventre, e stiamo parlando di agnellini, asinelli, cavalli, vitellini e anche adulti. Allora, se uno si pone il tema dell'animalismo, del rispetto del benessere animale, deve sapere che c'è anche l'altra faccia della medaglia, che a seguito di animali muoiono altri animali. Qualcuno potrebbe dire ma è la catena biologica. Non è la catena biologica, perché questo non è ecosistema, perché nella catena biologica tu vai a caccia, non vai nei recinti ad ammazzare delle bestie inermi. Gli allevatori sono esasperati e molti hanno già annunciato l'intenzione di lasciare. Pensare che 30 maglie del Grappa spariscano perché la predazione dei lupi le faccia sparire, direi che è proprio negativo. Noi dobbiamo fare in modo che i malghesi restino.